Preannuncio che è stata un'operazione importante, non tanto per la vastità, ma quanto soprattutto per l'argomento portato, come vedrete, e anche per quello che si è trovato appunto all'interno di questo capannone, quindi appunto i risvolti successivi che riguardano appunto questa operazione. Il tutto è nato da una notizia che ci è stata segnalata da alcuni residenti che avevano visto dei movimenti anomali attorno a un capannone a Badia Polesine, località Barchetta. Quindi la sezione operativa si è immediatamente attivata per cercare di dare concretezza a quanto dichiarato, per avere dei riscontri, ed effettivamente poi l'attività ha avuto un esito positivo, perché è stato fatto un accesso all'interno di questo capannone e è stata rinvenuta dell'area furtiva. Ecco, io non voglio esagerare, ma stiamo realmente parlando di circa 700-800 mila euro di materiale rubato, di cui si sta ricostruendo adesso la provenienza, e vi dico solo per ora quello che si è restituito, che costituisce veramente neanche un terzo, corrisponde a circa 250 mila euro. Siamo io e il tenente Tambone, che comanda la sezione operativa. Ho attenzionato questo capannone, che è di un autotrasportatore italiano, che è posizionato in una zona abbastanza strategica, perché è al confine fra Verona e Rovigo, nella zona di Barchetta. È un deposito molto ampio, poi lui ha un'attività di autotrasportatore, quindi in un certo senso era giustificato questo via vai di mezzi, e quindi però questi residenti giustamente ci hanno fatto queste segnalazioni, abbiamo fatto dei servizi, finalmente dopo qualche servizio, qualche pedinamento, qualche appiattamento, abbiamo capito che era il caso di entrare, abbiamo avuto l'autorizzazione, siamo entrati in questo capannone e oltre a quello che speravamo di trovare abbiamo trovato molto di più, perché effettivamente è uno stoccaggio incredibile di merce rubata, quindi da mezzi, da veicoli, autocarri, furgonati, gru, ma c'è veramente di tutto, materiale da carpenteria ancora imballata, materiale agricolo, ci sono delle motopompe agricole, ci sono dei sistemi di irrigazione, dei filtri, ci sono delle cassette di attrezzi tutte utilizzate da manodopera specializzata. Oltre a questo ci sono molti mezzi che risultano intestati al proprietario, ma dai primi accertamenti probabilmente stiamo scoprendo anche una contraffazione